Siamo a Ioppolo Giancazio, appena terminata la messa la Domenica delle Palme, anche la processione e il mortorio, una settimana intensa quella che si vivrà in attesa della Santa Pasqua a Ioppolo. Intanto ecco, parliamo con il regista della manifestazione. Abbiamo iniziato oggi con l'ingresso di Cristo in Gerusalemme, continueremo stasera con le altre scene previste nel programma. Poi ci aggiorneremo a venerdì sia a mezzogiorno con la crocifissione, sia la sera con il programma con Giuda e i Quattro Angeli, con la famosa ascendenza. Ecco, conosciamo un po' parte degli attori, dei protagonisti di questa manifestazione? Allora, abbiamo qua la Madonna. Sono Parma Giglione, interpreterò Maria nella Sacra Rappresentazione. Poi Gesù. Marlena Bissi, appunto interpreterò la parte di Gesù Cristo. Allora, io sono Mimmo Sacco e interpreto la parte di Caifa. Io sono Carmelo Cacciatore e interpreterò la parte di Erode. Ecco, interpretare la Madonna è sicuramente una figura importante nella manifestazione? Certo, immancabilmente. Diciamo che nel momento in cui tu interpreti il personaggio vieni avvolto in una situazione particolare dove c'è una quasi trascendentalità tra la persona e la parte che reciti, perché devi trasmettere emozioni, devi far vivere quel momento, quell'attimo alle persone che ti ascoltano. Ecco, un lavoro anche importante da un punto di vista teatrale, no? Sì, sì, ha detto bene Palmina, perché purtroppo qua non ne abbiamo. Vorrei far vedere certe foto di certi visi dei nostri anziani con una partecipazione emotiva che è veramente esemplare, proprio di esempio di partecipazione, di coinvolgimento. Spero che questo messaggio, che è anche un messaggio di speranza proprio oggi, per i particolari tempi che attraversiamo, che possa veramente regnare sempre. Ecco, una sua impressione? Beh, per me è molto, intanto è un onore, perché sin da piccolino sono cresciuto con questa bellissima tradizione che il nostro paese ha sin dagli anni 70. Insomma, poi mi hanno affidato questa parte, Gesù Cristo è chiaramente il protagonista ed è davvero un onore, però quello che mi preme dire è soprattutto essere un esempio per i ragazzi e speriamo di portare veramente un messaggio di speranza e di pace, come ha detto il nostro regista, per questi tempi purtroppo così brutti che stiamo vivendo. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare del nostro meglio. Una sua impressione? Allora, io dico che è il modo come si riesce a interpretare la parte e il modo di viverla che si restituisce alla gente il valore di quello che uno fa, quindi questo per me è la cosa più importante, indipendentemente se uno fa la parte del cattivo come quella mia o fa la parte del buono. Ecco, in ultimo. È importante rimandare queste rappresentazioni teatrali per rinnovare le tradizioni del nostro paese. Questa rappresentazione del martorio si fa da un sacco di anni, da che sono nato io, già dal 76 so che fanno ogni anno questa sacra rappresentazione, quindi è importante rimandare per le nuove generazioni, anche se nei piccoli paesi si sono spopolati e quindi c'è sempre di meno partecipazione, però è importante rinnovare sempre questa tradizione. Partecipare. Insomma. E partecipare, sì. Ricordiamo, ecco, quando saranno le manifestazioni qua a Ioppolo fino alla giornata di domenica? Innanzitutto da domani in poi continuano le celebrazioni per il patrono della parrocchia San Francesco di Paola. Nel nostro programma, che troverete anche sui vari siti Facebook, YouTube, vedrete nel dettaglio tutto il programma. Poi noi come gruppo teatrale Tradizio Ioppolese daremo appuntamento a venerdì mattina alle ore 11 con il processo, l'arresto, la Via Crucis e la crocifissione, e poi la sera alle ore 18:30 con il pentimento di Giuda, l'impiccagione di Giuda, la dannazione ovviamente prima e poi l'ascendenza. Il tutto si concluderà domenica mattina alle ore 11 con la risurrezione. Le vuol dire qualcosa? Sì, volevo aggiungere, sì, indipendentemente da questi riti della Settimana Santa,
perché come Proloco noi ci occupiamo proprio per dare vita al paese, per evitare che questa fuga di giovani, insomma, il paese muoia. Quindi vorrei ricordare che come Proloco quindi abbiamo organizzato e organizziamo anche attività teatrale, l'estate ioppolese, assieme anche ad altre associazioni, attività ricreative per il periodo estivo.